Questa sera a Cividale una leggenda della musica, Sting, che chiude alla grande questa edizione del Mittelfest. Alle 21:30 al Parco della Lesa, l'unica data nel nord-est italiano del tour mondiale della star inglese. Attese migliaia di persone, a pieno regime la macchina organizzativa e della sicurezza. Oscar Puntel. Parco della Lesa, poco fuori Cividale del Friuli, è un cantiere in piena fibrillazione. Poche ore al concerto di Sting, si transenna, si prepara al palco e un via vai continuo di addetti ai lavori e personale della sicurezza. Nella mattinata arrivano anche i primi fan. Where are you from? From Russia, from Moscow. Moscow. And you are here just for Sting? Yeah, just for Sting, yeah. Austria, Kärnten, Carinthia. His style, his confidence and Mi piace il suo stile, il suo modo di fare, il fatto che abbia successo negli anni, è una cosa sorprendente. That's very impressive. Yeah. La star inglese chiude la 26esima edizione di Mittelfest, si attendono e sono dati di prevendita dalle 6 alle 7.000 persone. È l'unica data italiana per il nord-est del suo 57th and 9th World Tour. Per la città ducale è una grande festa. È un sogno che si realizza, è una cosa impensata, e poi proprio qua, in una parte periferica di Cividale, perché Cividale è una stella nell'UNESCO, però nella periferia irradia ancora di più la sua magia. Buona musica, divertente, è sempre bella da ascoltare, anche da tanti anni dopo, insomma, ecco. Biglietterie aperte dalle 16, cancelli invece dalle 18:30. Ci saranno controlli con metal detector. L'organizzazione ha pubblicato sul sito azalea.it la lista delle cose che non si potranno introdurre al concerto. 13 punti di parcheggio, la viabilità verso l'area è già bloccata. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Questura di Udine ha fatto sapere che posizionerà delle barriere in cemento per rendere la zona di accesso protetta e completamente pedonale. Tutto pronto o quasi. Sting salirà sul palco alle 21:30.